Eclatante gesto dell'imprenditore che minaccia di gettarsi nel vuoto. Marcello Viola, nuovo procuratore di Milano. 17 milioni per il Belice. Ricca pagina di calcio. Benvenuti a TVA Notizie. È una delle notizie che non vorremmo mai dare, ma che raccontiamo perché c'è di mezzo la vita di un noto imprenditore che ha minacciato di gettarsi nel vuoto. Si tratta di Salvatore Moncada. I motivi che lo hanno portato all'esasperazione nell'intervista di Arturo Cantella all'avvocato Marco Giglio. Avvocato, ecco, cosa sta succedendo a un noto imprenditore come il dottore Moncada, che sta arrivando così un po' all'esasperazione a questo gesto? Se ci vuole raccontare brevemente, non so com'è andata la situazione e perché si è arrivati a questo punto, almeno presumibilmente. No, lei è colto nel segno, io esattamente come sia andata non lo so, mi hanno chiamato e ho trovato il mio cliente, il geometra Moncada, che peraltro conosco da tanti anni e seguo da tanti anni, che ha fatto questo gesto, che evidentemente è il gesto di un uomo disperato posso presumere, da oltre 10 anni di vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto, tutte ad oggi conclusesi con archiviazioni o con soluzioni, a parte ovviamente quelle che sono oggi pendenti. E ci sono delle attività giudiziarie che lui ha evidentemente ritenuto ingiuste e che hanno, almeno così diceva, ritiene che ledano in maniera irreversibile l'onorabilità sua e della sua famiglia. Su tutte queste vicende posso dire che noi, ravvisando delle stranezze, delle circostanze particolari, abbiamo già avanzato un esposto al CSM che è stato inoltrato anche al Ministro di Grazia e Giustizia, al quale è stato chiesto anche un intervento ispettivo ad Agrigento sul comportamento sulla gestione di alcuni fascicoli, e anche alla Procura di Caltanissetta per valutare la ricorrenza di ipotesi delittuose. Ora il resto non posso dire e non so, valuteremo nei prossimi giorni, sentire una conferenza stampa, ma sicuramente è il gesto di una persona che è stanca, esasperata e che, essendo una persona onesta e sentendosi una persona onesta, non vuole che la propria onorabilità sia messa in discussione da vicende giudiziarie che lui ritiene assolutamente infondate. Per la verità, anche come ho detto, la mancanza di un esito negativo o positivo a secondo dei punti di vista nei suoi confronti giustifica questo suo atteggiamento. Per il resto non so effettivamente cosa aggiungere, se non il dispiacere di vederlo lì sopra e il dispiacere che riguarda non solo lui ma anche la giustizia e l'amministrazione della giustizia. Allora, io stamattina ho depositato giusto un atto per lui in procura, l'ho chiamato perché avevo bisogno di un'informazione e non mi ha risposto, questo alle 8:15, 8:20. Dopodiché ho parlato con il collega, l'altro legale, che anche lui l'aveva cercato e non lo sentivano. Abbiamo chiamato casa e ci avevano detto che era uscito, ma non sapevamo più dove era. E poi il figlio, credo Gabriele, il figlio Gabriele, ci ha avvisato che suo padre era qui. Io sono arrivato alle 9:15, 9:20, non c'era nessuno, c'era soltanto lui e il fratello e nessun altro. E poi man mano sono arrivati tutti i carabinieri. C'è una mediazione in atto tra lui, magari qualcuno di fiducia? No, parla sempre al telefono, ma non so chi è, credo che sia un funzionario, non ho capito se è un funzionario della prefettura, perché purtroppo non siamo riusciti ad avere comunicazione con lui. Cioè io lo chiamo e lui mi stacca la telefonata, il che chiaramente, siccome i nostri rapporti sono ormai rapporti molto consolidati, ovviamente mi fa preoccupare perché è proprio veramente esasperato. Parla di un interrogatorio di diverse ore che è avvenuto recentemente in procura, forse questo? Lui nell'arco dei vari procedimenti che lo hanno visto coinvolto, da 10 anni a questa parte, credo che non sia mai stato sentito, nonostante abbia fatto ripetute e reiterate richieste, e anche di questo lui si lamenta sicuramente. Un sequestro di somme recentemente, un procedimento che c'è stato un sequestro di somme nel quale il procuratore procedente ha chiesto l'emissione anche di un'ordinanza cautelare personale che gli è stata rigettata dal GIP. Il pubblico ministero ha fatto legittimamente appello al Tribunale della Libertà di Palermo, che ha confermato la decisione del GIP rigettando la richiesta del pubblico ministero, che non contento ha fatto anche ricorso in Cassazione, anch'esso
assolutamente rigettato dalla Cassazione. La stampa ha dato notizie solo della conferma del sequestro, che essendo una misura reale ovviamente ha un grado di attenzione sicuramente inferiore, magari sto dicendo anche una cosa poco ortodossa, ma in effetti realmente è così. Mentre per quanto riguarda la misura personale, certamente c'è un grado di attenzione maggiore e le istanze del PM sono state totalmente disattese. Prima della fine del telegiornale vi daremo gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda che riguarda l'imprenditore Salvatore Moncada. Cambiamo argomento. Marcello Viola è il nuovo procuratore della Repubblica di Milano. Viola è stato votato a maggioranza dal CSM. Dal 2016 ha diretto la Procura Generale di Firenze. Magistrato dal 1981, Viola è stato PM a Palermo e procuratore a Trapani. La notizia della nomina di Marcello Viola a capo della Procura milanese è stata accolta con soddisfazione a Cammarata, sua città natale. Al Teatro Pirandello di Agrigento il concorso Uno, Nessuno e 100.000 con studenti italiani e stranieri. Vediamo. Che ancora una volta accoglie il concorso Uno, Nessuno, 100.000 e grazie per essere qui. No, siamo noi che ringraziamo voi perché sappiamo i grandi sacrifici che avete fatto per essere oggi ad Agrigento e ci onorate con la vostra passione, il vostro impegno per Luigi Pirandello e per la nostra terra, quindi siamo noi che vi ringraziamo. Consentitemi di dare il benvenuto della Fondazione. Il Teatro Pirandello ospita un'iniziativa importante, il concorso Uno, Nessuno, 100.000, oltre 1000 studenti in città per questo premio, per questo concorso. È un bell'evento in cui il Teatro Pirandello è come sempre protagonista. Noi abbiamo dato ospitalità a questo concorso, è il quinto anno, dove vede tantissimi giovani, migliaia di giovani arrivare ad Agrigento da tutta parte d'Italia, ma anche soprattutto anche dall'estero. Oggi c'erano presenti ragazzi della Romania, della Grecia, della Turchia, della Spagna, della Francia, che interagiscono tra di loro, quindi la cultura che si mischia tra loro. Quindi noi li abbiamo ospitati in questa nostra città con 2400 anni di storia e quindi questa cultura che si intreccia, come dicevo, da Empedocle a Pirandello, no? E quindi per noi è un orgoglio dare ospitalità ai giovani che saranno il futuro, il nostro futuro. L'occasione anche per fare conoscere il teatro. Ma diciamo che questa iniziativa è stata anche importante perché è diventata anche una vetrina internazionale per la città di Agrigento e soprattutto per il Teatro Pirandello. Molti ragazzi hanno calcato per la prima volta il palcoscenico del Teatro Pirandello e sicuramente andranno nelle loro case con un ottimo ricordo e quindi l'obiettivo che noi ci eravamo prefissati l'abbiamo raggiunto. Una precaria struttura in legno per ricoprire forse un tombino sprofondato, un monumento dell'abbandono da 40 giorni. Ci troviamo nel viale Sicilia a Fontanelle, in un punto trafficato a tutte le ore. Quando sono arrivati gli operai sembrava un provvedimento provvisorio, giusto il tempo di eliminare l'inconveniente. Invece siamo qui a distanza di tanto tempo a riportare le lamentele degli abitanti del quartiere. Destinati 17 milioni di euro dai fondi POC per la Valle del Belice. Lo ha annunciato il presidente della regione Nello Musumeci. È il primo passo per valorizzare la Valle del Belice, che ancora aspetta il completamento della ricostruzione post-terremoto da parte dello Stato. Abbiamo già destinato 17 milioni di euro dei fondi POC, stiamo lavorando perché si possa aggiudicare la gara per la riqualificazione del Cretto, dopodiché allargheremo la nostra azione nei centri
che fanno parte della rete. Credo che quell'area possa diventare un polo di forte attrazione per il segmento turistico, culturale, archeologico, enogastronomico. Io credo che quelle comunità lo meritino. L'obiettivo è quello di valorizzare un'area dove si trova un patrimonio artistico straordinario, quindi è un luogo anche dove accogliere i turisti e le persone, come dire, che vanno per cercare il Creto, quindi un centro visitatori, un visitor center che si trova appena sotto il Creto, dove poter raccontare la storia del Creto, che è una storia unica, è quella di un dramma che ha coinvolto la Sicilia, ma che poi è stato trasformato in una grande opportunità artistica. Quindi anche questa storia, raccontata con i filmati dell'epoca, anche con il valore di questo artista e altri artisti che hanno contribuito alla crescita di Gibellina Nuova, ha un fulcro e diventa un luogo dove poter raccogliere tutte queste informazioni e dare anche una chiave di lettura al Creto, che ormai ha più di 50 anni. Quindi questo è un po' lo scopo, e rivalorizzare quell'area che oggi ancora sono presenti degli edifici che sono praticamente in via di demolizione, quindi dare anche un carattere di una nuova vita. E veniamo al processo a Matteo Salvini per il caso Open Arms. Un'udienza durata addirittura 12 ore, l'abbiamo vista comunque provata praticamente lì davanti. Provato. C'è una guerra in corso, il Covid, la riforma fiscale, la riforma della giustizia, il caro bollette, il caro benzina. Io sono stato trattenuto 13 ore in un tribunale per rispondere di un sequestro di persona per una nave spagnola che poteva andare ovunque nel mondo, e invece ha preteso di forzare tutto e tutti a venire in Italia. Permettetemi di essere soddisfatto, perché chi ha testimoniato ha chiarito il fatto che questi, alla faccia di tutto e di tutti, avevano deciso di fare battaglia direzione Italia. Però, con tutti i problemi che sta vivendo il nostro paese in questo momento, passare una giornata intera di lavoro nel tribunale dove vengono processati i mafiosi è vergognoso dal mio punto di vista. Letta dice che non c'è nessun aumento delle tasse, la sua è solo propaganda. Vorrei sapere se per Letta è normale che un capo partito, invece di occuparsi di tasse e di giustizia, sia qua a rispondere a un processo politico. Detto questo, noi incontreremo Draghi, noi siamo entrati in questo governo per tagliare le tasse, non per aumentare le tasse. La riforma che Letta propone, e ne parleremo con Draghi, prevede l'aumento delle tasse sui bot, sui titoli di Stato, sugli affitti e in prospettiva sulla casa. Non è il momento di aumentare neanche una tassa. Credo che oggi sia una giornata importante, perché il test che è stato sentito è il test che per l'accusa è la prova più importante, una parte civile, il comandante della nave, ed è emersa in tutta la sua chiarezza quella che è l'assoluta collaborazione da parte intanto dell'Italia e il rifiuto reiterato da parte del comandante di redistribuire parte dei migranti a Malta, di andare in Spagna, di accettare l'aiuto di imbarcazioni italiane. E siccome qui l'accusa è di sequestro di persona, credo sia stata smontata dallo stesso comandante nel momento in cui ha preso atto che ci sono documenti dai quali risulta che ci sono state delle sue scelte. Dall'1 al 20 ha fatto restare i migranti sulla sua barca per delle scelte che ha fatto in assoluta autonomia. Si sono svolte ieri le elezioni dei rappresentanti delle RSU degli uffici giudiziari di Agrigento, con una netta affermazione della Consal Unsa per quanto riguarda il Tribunale di Agrigento e gli uffici collegati. Il più votato è risultato Ancelo Gelo. Soddisfazione è stata espressa dal segretario regionale della Consal Unsa, Onofrio Maurizio Mondello. Corsi di perfezionamento al Consorzio Universitario di Agrigento. Ascoltiamo il vicepresidente Giovanni Di Maida al microfono di Arturo Cantella. Il Consorzio Universitario sta avviando dei corsi di perfezionamento sulla gestione del personale negli enti locali. Di cosa si tratta? Presente chi può partecipare?
Allora, possono partecipare, il corso è libero, possono partecipare sia dipendenti delle pubbliche amministrazioni ma anche soggetti privati che vogliono qualificarsi ulteriormente su una materia importante che è quella della gestione del personale. E tutta questa attività rientra nell'ambito della terza missione che sta svolgendo il consorzio universitario, ovvero quella di mettersi a disposizione degli enti locali per dare un contributo agli stessi, soprattutto nel campo della formazione. Questo è un primo corso, ma ne faremo altri nel settore delle finanze e della contabilità e degli altri settori che riguardano le pubbliche amministrazioni. È il segnale che il consorzio universitario appunto si mette a disposizione del territorio, della pubblica amministrazione, ma più in generale di chiunque volesse fruire di momenti di approfondimento su tematiche specifiche. Gli appuntamenti saranno 5, ricordiamolo, è aperto agli impiegati degli enti comunali, quindi chi vuole partecipare può rivolgersi alla vostra segreteria? Sì, esattamente, ci sono delle domande di iscrizioni, il corso avrà luogo a partire dall'ultima decade del mese di aprile, abbiamo già informato tutti i comuni, ma anche il libero consorzio dei comuni, tutte quelle pubbliche amministrazioni che vogliono appunto attraverso i propri dipendenti partecipare a tale attività. La Sicilia terra di accoglienza e di legalità. L'assessore regionale al lavoro Antonino Scavone. La Sicilia è terra di accoglienza e terra di legalità, ce l'hanno insegnato i cittadini lampedusani quando a mani nude e mentre i governi si giravano dall'altro lato hanno iniziato ad accogliere i fratelli frontalieri del Mediterraneo che venivano dal Maghreb. Grazie al sostegno del Ministero del Lavoro, il cui dirigente generale è oggi presente con noi, e della Commissione Europea, abbiamo organizzato aree di inclusione sociale, di accoglienza, di tutela e di protezione nei confronti dei fenomeni del caporalato, che sono un esempio che dimostra all'Europa che accogliere si può. Stiamo lavorando da alcuni anni ormai insieme alla Regione Siciliana e alle altre regioni del Mezzogiorno con un impegno molto forte a livello nazionale sul contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, che ovviamente non riguarda soltanto i cittadini stranieri, ma riguarda in larga parte cittadini stranieri, quasi sempre regolari, quindi non si tratta di persone irregolarmente soggiornanti e tuttavia sono vittime di forme di lavoro non dignitose e costretti a vivere in condizioni molto degradate. Ma è importante incontrare anche gli studenti, i ragazzi, come facciamo qui questa mattina, perché lo sfruttamento e il caporalato, le istituzioni da sole non sono in grado di sconfiggerlo, c'è bisogno anche di consapevolezza, di partecipazione da parte della cittadinanza tutta. Quando anche orientiamo i nostri acquisti dobbiamo essere consapevoli che se paghiamo un prodotto agricolo molto poco, troppo poco, il prezzo che non paghiamo noi lo paga qualcun altro e spesso lo paga sulla propria pelle. Arresto per detenzione di droga a Messina. Vediamo. Volanti e squadra mobile di Messina hanno proceduto all'arresto di una 57enne messinese, ritenuta responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di arma clandestina, nonché al deferimento in stato di libertà per il reato di detenzione abusiva di munizionamento. La sostanza stupefacente la teneva in 3 grossi trolley stipati tra biancheria e indumenti. Dentro i poliziotti di Volanti e squadra mobile che hanno proceduto alla perquisizione domiciliare hanno trovato e sequestrato più di 7 kg di marijuana, 62 grammi di cocaina e quasi 2 kg di hashish. Insieme ad un bilancino di precisione avvolto in un panno c'era anche una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola Brasa insieme ad un caricatore munito di 5 cartucce. Una trentina di grammi di hashish erano invece nascosti dentro una pochette trovata all'interno della stessa camera e tracce di droga del tipo marijuana erano presenti in cucina sotto il lavello dentro un grande barattolo di vetro. C'era poi un ulteriore bilancio ed altro materiale per il confezionamento delle singole dosi. Infine, a carico della donna, sequestrata la somma di 750 euro, verosimile provento dell'attività di spaccio. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la 57enne è stata pertanto condotta presso la casa circondariale di Catania, piazza Lanza.
Nel corso di analoga perquisizione presso una diversa abitazione, i poliziotti hanno infine sequestrato una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana e la somma di circa 47.000 euro. A Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, un nuovo poliambulatorio specialistico. Vediamo di che si tratta. Accordo di collaborazione tra la Fondazione Giglio e il Centro Medico M&M per l'attivazione di un nuovo poliambulatorio specialistico. Ti preghiamo di renderti presente in questo luogo in cui si pone rimedio alle fragilità dell'uomo, perché chi viene qui possa trovare un lenimento alle loro sofferenze, alle loro fragilità e attraverso la salute del corpo rendere gloria al tuo nome. Per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Auguri. I nuovi servizi sono stati attivati presso il Palamangano di Sant'Agata Militello. All'interno del poliambulatorio specialistico saranno presenti sia professionisti del Giglio che del Gemelli Giglio Medical Partnership. Il nuovo progetto, presentato al Palamangano, amplia l'offerta sanitaria sul territorio. La convenzione prevede l'attivazione nella struttura situata in via Cernaia della cittadina tirrenica messinese di ambulatori specialistici di cardiologia, chirurgia generale e oncologia, gastroenterologia, neurologia, ortopedia, senologia, terapia del dolore e urologia. Il centro medico dispone di 3 ambulatori attrezzati di tecnologie mediche, area reception e accettazione, con sala d'attesa e i relativi servizi. All'interno è inoltre presente un'ampia area dedicata alla fisioterapia e alla riabilitazione comprensiva di palestra, gestita direttamente dal centro M&M. Abbiamo lavorato in sinergia con la Fondazione Giglio, ha rilevato Toto Mangano, del Centro Medico M&M, per portare l'esperienza di una sanità di eccellenza nel nostro territorio in linea con lo spirito del Palamangano di offrire un approccio globale alla cura della propria salute. Per noi è importante creare una struttura completa a servizio del territorio e dare tutti, quelle possibilità alle persone che hanno bisogno per la salute e per il benessere. Abbiamo creato questa opportunità. Accessi al pronto soccorso, il numero dei posti letto nostro, però questi sono gli investimenti che è poco importante, però questo è quello più importante che vi volevo fare vedere. Demopolis nel 2019 fece uno studio e ha detto che il Giglio è l'azienda che più di tutti attrae da tutte le province, però a me fa piacere dirvi che la provincia su cui attrae di più è proprio quella di Messina. Siamo molto felici perché è l'ennesimo risultato di un'azienda che dimostra coraggio, dinamicità e la voglia di venire incontro ai cittadini. Oggi più che mai la sfida è proprio la prossimità, il PNRR ci sta consegnando questo obiettivo e noi oggi diamo un segnale concreto di vicinanza ai cittadini di questo territorio straordinario che è il territorio dei Nebrodi, confortato anche da un numero importante che è il flusso che abbiamo avuto l'anno scorso dei pazienti di questo territorio, di quasi 1500 persone che sono venuti a ricoverarsi da noi e quindi da oggi noi vogliamo portare le nostre professionalità, le nostre migliori professionalità in questo territorio per un'attività ambulatoriale di grande pregio. Quali saranno le linee di attività che farete al Centro Medico M&M? Le linee di attività che sono state anche autorizzate dall'ASP di Messina sono la neurologia, la chirurgia oncologica, la ginecologia oncologica, la ortopedia, la terapia del dolore e anche la riabilitazione, dove noi porteremo alcune nicchie nostre di professionalità su progetti riabilitativi di grande interesse. Io, chi mi conosce sa che sono abituato a dire ciò che penso. La Fondazione Giglio oggi è qua non per nessun tipo di operazione di business legato al business.
E qua essenzialmente per due motivi. Uno, perché è ovvio che ci tiene, laddove non è ancora così, a far conoscere quello che consideriamo con un po' di immodestia oramai un centro di riferimento almeno regionale, di far conoscere ancora di più, laddove non lo fosse, i propri professionisti, di far conoscere ancora di più quella che è la recente neonata collaborazione con il Policlinico di Gemelli. Chi mi conosce sa che io ho vissuto la mia infanzia, la mia adolescenza, ho i miei affetti qui a Sant'Agata, conosco quindi abbastanza bene il territorio di Sant'Agata e dei Nebrodi, e quindi oggi inaugurare un'iniziativa che come obiettivo ha soprattutto quello di avvicinare l'ospedale, un centro che consideriamo oramai di eccellenza come quello del Giglio di Cefalù, a un territorio appunto dei Nebrodi, mi riempie veramente di orgoglio. Teatri a Palermo, scatta la protesta degli attori. È un problema per tutti, perché i due teatri istituzionali non hanno avuto le risorse necessarie che doveva versare il Comune, però è vero anche che il Comune è mancato a tutti gli effetti, per problemi ovviamente di bilancio, è mancato assolutamente nei confronti di tutta la filiera, cioè nel senso che non è stato fatto nulla per quei lavoratori che hanno pagato il prezzo più alto, perché in questi 2 ultimi anni, soprattutto tra la pandemia e ovviamente questa crisi del bilancio del Comune, è mancato tutto, quindi sono quelli che hanno avuto e hanno pagato il prezzo più alto, perché non sono interni ai teatri, perché vivono ovviamente di precariato, e quindi nella ricattabilità del precariato chiaramente, se la politica è mancata sia a livello comunale anche a livello regionale, parlo per i singoli, degli artisti, dentro ci devi mettere che ci sono attrici, attori, danzatori, danzatrici, musicisti, tecnici che ovviamente freelance, che vivono ovviamente di questo lavoro. Se mancano i bandi, mancano ovviamente tutto quello che comporta, che dovrebbe fare un comune e una regione per quello che riguarda anche singolarmente, nel senso che alcune regioni hanno dato un contributo proprio ai lavoratori dello spettacolo, mentre ci sono stati per i teatri, non ci sono stati ovviamente per i singoli. Il Comune ovviamente è mancato anche nei confronti di tutta quella cultura diffusa, di chi fa cultura diffusa in questa città. Giornate lavorative semplicemente, noi fare un cartellone un pochino meno ricco, un po' più povero ci fa al limite comodo, perché abbiamo avuto anche troppe proposte quest'anno per recuperare quelle degli anni del lockdown. Ma le categorie dello spettacolo sono uscite dalla pandemia in ginocchio. Cioè la differenza fra noi Teatro Nazionale, quindi con più soldi, e questo taglio che non ci ha fatto gareggiare e che ci obbliga ai conti in rosso, sono migliaia di giornate lavorative. Io non credo che se lo possa permettere questo territorio, questa regione. Per cui noi dobbiamo lottare, e voglio far finta di non aver capito, di non aver sentito coloro che dicevano chi vuole la cultura se la paghi, perché allora anche le scuole, anche la sanità, insomma la differenza fra una società democratica e una società allo sfascio è esattamente questa, no? Che il governo e le amministrazioni garantiscono i servizi sociali fondamentali, tra cui la cultura. La direzione è quella che noi vorremmo capire tantissimo, perché non si può andare avanti in questa maniera per un semplice motivo: la politica assente, questi fondi che non arrivano, queste promesse che non si sono capite se sono vere ma sembrano più delle fake, e noi intanto dipendenti, anche l'indotto e tutta la cultura in questo istante sta attraversando un momento veramente particolare. Stare senza stipendio non è il miglior dei modi, quindi stiamo cercando di attirare il più possibile l'attenzione per far vedere a tutti che noi ci siamo, soprattutto a questa politica che è assente. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Presentato al Consorzio Universitario di Agrigento il libro La Cala,
100 giorni nelle prigioni libiche. Presente il giornalista David Parenzo. Arturo Cantella. Davide, oggi qui ad Agrigento al Consorzio Universitario per la presentazione di un libro. Il libro La Cala, 100 giorni nelle prigioni libiche di Giuseppe Ciulla e Katia Catania. Questa è una storia che riguarda tutti. Non è una storia che riguarda soltanto i cittadini di Mazara del Vallo, è una storia che riguarda l'Italia, vorrei dire l'Europa. Riguarda l'Europa perché è una storia che ci investe direttamente, cioè non è soltanto la questione che finisce nelle nostre tavole, nelle nostre pance, il mitico gambero rosso che tutti noi conosciamo, ma è una storia che ci porta dentro un conflitto che è quello del rapporto con la Libia, e quindi è una cosa che non riguarda soltanto l'Italia, riguarda l'Europa. E quindi se è vero come è vero che la Sicilia è confine d'Europa, questa storia deve essere portata all'attenzione del Parlamento europeo e di Bruxelles, perché è là che poi le grandi decisioni vengono prese, e attraverso questa storia noi capiamo anche quanto siano complicati i rapporti con un paese che a noi è vicinissimo, che è la Libia. E allora questa storia ha una valenza nazionale, e quindi è bello che questo libro vada oltre i confini della Sicilia, come già ha fatto, perché so che ci sono presentazioni in tutta Italia e magari, perché no, un domani anche a Bruxelles. C'è una assonanza con quanto sta succedendo in Ucraina, al Parlamento europeo, abbiamo visto anche ieri la von der Leyen una visita, tu ti occupi quotidianamente sulla 7, ma non solo, del problema. Ecco, come si vive in prima persona questo problema? Beh, io penso che ormai l'Europa abbia assunto una centralità inevitabile, sono 27 paesi, Ursula von der Leyen, la Commissione europea, rappresenta 500 milioni di cittadini. Beh, questa grande dimensione ci dà l'idea che le grandi questioni internazionali si possono risolvere non con un rapporto tra uno Stato e un altro, ma tra l'Europa e gli altri paesi. Allora, avere questa consapevolezza che stare in Europa vuol dire stare dentro una grande casa comune che ci dà anche più forza contrattuale e ci dà anche un ruolo centrale nelle grandi questioni del mondo, lo abbiamo capito sia nelle vicende della Libia, dove ci sono state una serie di debolezze e di inettitudini da parte di tutti i governi, e anche probabilmente da parte dell'Europa in questo caso, ma sulla vicenda di Kiev invece noi abbiamo Ursula von der Leyen che nel giorno in cui tu mi stai facendo questa intervista è appena stata a Kiev e a Bucha e ha portato non una testimonianza formale della presenza, ma ha portato il suo corpo, la sua istituzione su un teatro di guerra. Io credo che sia questa la grandezza, che oggi noi dobbiamo capire quello che abbiamo, e abbiamo un'Unione Europea che oggi paradossalmente, nonostante la guerra e nonostante l'attacco di Putin all'Ucraina, nonostante la guerra, oggi l'Europa è più forte, perché quello che è riuscito a fare Putin, il capolavoro terribile che è riuscito a fare, è quello di unire l'Europa con gli Stati Uniti, e quindi diciamo in questa nuova visione speriamo che appena finirà il conflitto insomma ci sarà anche... Tra l'altro è la seconda donna che va, c'è anche la maltese, la Presidente dell'Assemblea che è andata, come no, quindi è importante. La Presidente del Parlamento europeo è stata una delle prime, ovviamente, questo dimostra qual è la presenza dell'Europa, ma credo che le parole di ieri di Ursula von der Leyen a Kiev, e cioè faremo di tutto per farvi entrare al più presto d'Europa, sia il più importante messaggio che abbiamo visto in questi giorni. Continuano gli appuntamenti di qualità e di livello oggi con la presentazione di un libro e la presenza anche di un giornalista di caratura nazionale come Parenzo. Sì, noi siamo particolarmente lieti che oggi continui questo percorso di impegno culturale e sociale che già da tempo è stato intrapreso dal Consorzio. Oggi lo siamo ancora di più perché presentiamo un libro di due autori autorevoli mazzaresi, e a presentarlo ci sono altrettanto prestigiosi personaggi, il dottore Vella, procuratore della Repubblica di Agrigento, e David Parenzo, noto giornalista impegnato della 7. Questo vuole essere un momento non solo di divulgazione culturale, non solo un impegno letterario fino a se stesso, ma credo che debba rappresentare un momento di riflessione collettiva su quello che significa oggi il rapporto con i paesi del Maghreb, e principalmente ci riporta ad uno scenario di guerra, quello della Libia, in un momento particolare che si inserisce in un contesto mondiale particolarmente pesante, che ha la punta dell'iceberg nella guerra fra Russia e Ucraina, ma che purtroppo vede tanti scenari di guerra diffusi nel mondo che devono indurci ad un'attenta riflessione, senza minimamente trascurare evidentemente il significato del conflitto russo-ucraino,
che merita particolare attenzione, principalmente nella distinzione categorica dell'aggressore e dell'aggredito, perché le manifestazioni filosofiche che tendono a distorcere l'attenzione dal problema fondamentale che deve portare alla pace credo che sia da bandire e al più presto. Parliamo di questo libro e del messaggio che vuole lanciare a chi lo legge. In realtà è un libro che racconta questa storia, questa vicenda drammatica che hanno subito 18 pescatori mazzaresi per 108 giorni sequestrati nelle carceri libiche. E lo racconta perché purtroppo non è terminata, anche se loro sono rientrati. Quella è una vicenda che si può riaprire in qualsiasi momento qualsiasi pescatore pesca in quelle acque corre il rischio di essere sequestrato e trattato in quel modo. Il libro racconta, intreccia vicende pubbliche con vicende private, la storia di una famiglia che in realtà contiene tutte le storie dei pescatori di Mazara, perché noi raccontando, intrecciando vicende pubbliche e private raccontiamo 60 anni di guerra del pesce, che è una guerra sconosciuta, che è troppo piccola probabilmente per la grande stampa nazionale e per il dibattito pubblico, però merita di essere conosciuta e soprattutto perché, come vi dicevo prima, può tornare a ripetersi un atto di questo tipo. Procuratore, ecco, oggi presenta a questa iniziativa la storia di un libro, insomma attualissima, l'immigrazione sempre in primo piano, anche con una certa assonanza con quello che sta succedendo in Ucraina, con tanta gente che purtroppo parte e va via e fugge. Il libro racconta un fatto di cronaca che è venuto fuori pubblicamente solo in parte, una storia ben scritta che incrocia questa prigionia lunghissima di questi italiani nelle carceri libiche, subendo le stesse torture che subiscono i migranti quotidianamente, e dall'altra parte in contemporanea una comunità dei familiari, i mazzaresi, che lotta per sensibilizzare il governo affinché faccia qualcosa per farli liberare. Una storia lunga, in realtà che si è conclusa a lieto fine e che racconta delle difficoltà che continuano a esserci in questo quadrante del Mediterraneo e che incrociano diritti umani, economia, incontri tra i popoli e questo mar Mediterraneo che continua a essere protagonista. Anche se questo in realtà non è un racconto sull'immigrazione, ma che a un certo punto si intreccia con il tema dell'immigrazione, perché noi raccontiamo il sequestro di 18 pescatori di Mazara del Vallo che finiscono in queste carceri libiche dove si trovano contemporaneamente i migranti, quindi è una testimonianza diretta da parte dei cittadini italiani di quello che accade in quelli che sono a tutti gli effetti dei lager libici. I nostri pescatori subiranno maltrattamenti, vessazioni, soprusi di ogni tipo, ma soprattutto vedranno con i loro occhi il trattamento che viene riservato dentro questi lager. E restiamo in tema di libri. Presentato a Palma di Montechiaro il libro di Carmelo Sardo, L'arte della salvezza. Anche a Palma di Montechiaro si parla della tua storia semplicemente meravigliosa e favolosa. Cosa rappresenta per te quest'altro evento? Guarda, è un momento importante nell'Agrigentino rappresentare l'arte della salvezza scritto da Carmelo Sardo e ci porta ancora una volta arricchire la storia degli angeli. Parma è la terra del Gattopardo dove tanti amici in comune come il sindaco Castellino, l'assessore Lauricella, tanti amici e ripartendo la tappa siciliana non poteva mancare di fermarsi nella città di Gattopardo come Parma. Quindi insieme con Carmelo Sardo stiamo portando progetti importanti oltre Parma, ma in tutta la Sicilia, da ogni parte anche d'Italia. Quindi l'arte della salvezza c'è sempre qualcosa da scoprire, non solo leggere, ma di ammirare la storia con gli angeli. La tua storia che piace tantissimo anche ai bambini, ai giovani studenti. Sì, infatti stiamo portando un progetto importante con le scuole perché i bambini capiscono cosa significa il riscatto del bullismo e soprattutto la voglia di non sbagliare e di non fare sbagliare gli altri. Cos'è la vera rinascita di un riscatto? Cosa c'è nel tuo futuro artistico? Ma stiamo lavorando con importanti progetti, già sono stato a Dubai per lavoro e adesso si sta incrementando con le gallerie importanti, un progetto importante per l'arte contemporanea, non manca altro che uscire, ma
la Sicilia resterà sempre nel mio cuore. Tornare a Palma di Montechiaro per me è sempre un immenso piacere. Sono legato a questa cittadina sia per i risvolti professionali, perché qui sono tornato molte volte lungo la mia carriera, e sia per le amicizie che coltivo, e sono veramente stato molto contento di poter parlare del mio ultimo libro, L'arte della salvezza, in questo scenario incantevole che è il Palazzo Ducale del Gattopardo, grazie all'iniziativa del sindaco Stefano Castellino, dell'assessore Salvatore Lauricella, un giovane e dinamico assessore, persone che ringrazio perché hanno capito che attraverso la cultura, perdonate la banalità della retorica, attraverso la cultura partono una serie di riscatti, come nella storia appunto di Mark Art, la storia favolosa di Mark Art che ho voluto raccontare in questo libro, che mi sta dando delle enormi soddisfazioni, perché vedo che sono soprattutto i giovani, come anche oggi a Palma di Montechiaro, a restare affascinati e incantati da questa storia di riscatto, da una storia che parte come storia di bullismo e che arriva a un percorso di resipiscenza e di grande riscatto di un ragazzo che oggi si è affermato come un grande artista, e le sue opere sono contese dai più grandi collezionisti d'arte italiani. Io sono molto legato a Mark, sono molto legato da un grande rapporto di amicizia, perché a me quello che interessava era raccontare come da un percorso così complicato e tortuoso si possa oggi diventare una persona che ha meritato, non dimentichiamolo, la cittadinanza benemerita del suo paese, Favara. Incontro con l'autore. A Palma di Montechiaro è presente Carmelo Sardo, il suo libro L'arte della salvezza, che parla della storia favolosa di Mark Art. Come nasce questo evento? Questo evento nasce naturalmente conoscendo Mark Art personalmente, che è una persona meravigliosa con un cuore immenso. E naturalmente questo è anche voluto da parte di tutta l'amministrazione, perché descrive la storia, appunto come dicevi, una storia favolosa di un ragazzo che viene bullizzato, deriso da bambino e poi viene riscoperto un artista da diversi critici d'arte e da collezionisti. Quindi questo vuole far capire anche a tutta la popolazione, a tutta la comunità, che il ragazzo che viene deriso, viene bullizzato, e quindi la diversità è essa stessa la specialità, la caratteristica di ogni singolo soggetto, e che quindi deve essere apprezzato il cuore e non le fattezze fisiche. Cos'altro rappresenta questo evento per Palma di Montechiaro? Questo evento rappresenta per Palma di Montechiaro anche la rivendicazione di tutti coloro che naturalmente si trovano in questa situazione, che non devono soffermarsi soltanto nell'aspetto fisico, e quindi devono andare avanti con le proprie capacità, con le proprie specialità. La realizzazione della segnaletica orizzontale, il Genio Civile di Agrigento ha completato i lavori di pavimentazione stradale delle vie urbane di Canicattì, che saranno attraversate dal giro ciclistico di Sicilia giovedì 14 aprile. Torniamo alla vicenda di Salvatore Moncada, l'imprenditore agrigentino che ha minacciato questa mattina di gettarsi nel vuoto. Moncada, a quanto pare, ha chiesto di incontrare i giornalisti al fine di chiarire i motivi del suo gesto. Allora, intanto vi chiedo scusa perché tutto lungi da me volere creare problemi alle persone. Io volevo arrivare ad un obiettivo, ecco, a quello di essere ascoltati, perché dice: ma come mai lei non è ascoltato? Purtroppo negli ultimi tempi non sono stato molto ascoltato, e volevo rappresentare che noi negli ultimi 10 anni, come facciamo, siamo stati indagati almeno 10 volte, se non ricordo male, dalla procura di Agrigento su indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Agrigento. Di questi 10 volte in cui noi siamo stati indagati, ad oggi, in questo momento, in questo preciso momento, non ci sono richieste di rinvio a giudizio. Anzi, io ho avuto sequestri anche milionari, che poi si sono chiusi nella fase di, almeno il primo sequestro, quello del 2003, che si sono chiusi nella fase di, come si dice? Del cautelare, e comunque
a me sembra ingiustificabile che ci sia un sequestro da 9 milioni di euro, che non arriva una richiesta di rinvio a giudizio dell'interessato, perché il procedimento poi è stato archiviato. Allora, o era abnorme la richiesta di sequestro, o era abnorme il sequestro, o c'è qualcosa che non va. I processi poi sono continuati, le indagini sono continuate, questa indagine è stata chiusa, ne è stata riaperta un'altra identica, che è durata altri 4 anni. A un certo punto volevamo capire, spingevamo per capire, perché voi sapete che i termini di un'indagine sono circa 18 mesi e possono diventare 24 mesi, ma 4 anni non riuscivamo a capire, quando finalmente riusciamo ad avere l'archiviazione, finalmente nella volontà del GIT, del PM, e riusciamo ad avere l'archiviazione di questo procedimento, ci accorgiamo aprendo i documenti, perché poi per ogni procedimento di questi noi richiediamo i documenti, aprendo il documento in cui di nostro c'era solo un foglio, cioè un Valdone con Finisce Mai, ma un foglio. Era un'indagine sulla massoneria agrigentina, giustamente l'avvocato Giglio ha detto ma Giovanni Moncada non è neanche iscritto al Rotary, quindi massone, dice, era solo un massone che era indagato, che parlava di noi, e siamo andati a finire dentro un'indagine per la massoneria. Dopo 4 anni archiviata. Se ne apre un'altra ancora, sempre con lo stesso tema, quindi già nei 3 gradi iniziali del sequestro, perché i temi era sempre identico, nei 3 gradi iniziali del sequestro, materialmente tribunale, appello e Cassazione avevano detto che non c'erano motivi, e aprono per la 3ª volta le indagini che sono chiuse, mi sembra 2 settimane fa, in cui lo stesso PM che sta facendo le indagini dice ma quello che c'è qui dentro non c'entra niente con Moncada, non è neanche utilizzabile da un punto di vista delle intercettazioni, delle cose. Allora sapete, io mi chiedo, ma come mai 3 indagini, sempre che riguardano Cesare, che durano bene o male 8 anni, perché vengono fatte? Perché ovviamente sono dispendio, sono indagini, sono costi per la pubblica amministrazione, ci tengono sotto intercettazione in maniera continua. Non troviamo però dentro i faldoni le intercettazioni, perché molte, non vi nascondo a dire, abbiamo certezza che siano irregolari, perché in alcuni procedimenti abbiamo visto che sono stati intercettati pure gli avvocati difensivi. Questa è la prima fase. Nella prima fase ovviamente noi nei giorni scorsi veniamo a conoscenza da parte della procura di Caltanissetta, che rinvia a giudizio il signor Montante, nella richiesta di rinvio a giudizio noi siamo parte lesa, perché Montante indicava ai alcuni componenti regionali della Guardia di Finanza di indagare su di noi, e ci fermiamo lì. Poi però vergiamo nelle indagini precedenti dove è stato condannato Montante, che il procuratore di Natale chiedeva le assunzioni della propria figlia a Montante. Io non ho certezza di quali possono essere queste cose, però un fatto è certo, io sono stato indagato per 8 anni, non c'è stata alcuna richiesta di rinvio a giudizio se non un sequestro, e qualcuno può dire questo fa capire che la giustizia funziona. Sì, funziona perché è stato dissequestrato l'impianto, ma l'organismo amministrativo che pagava i contributi su quegli impianti ha ripreso a pagare i contributi dopo 4 anni, il che significa che la mia azienda è andata quasi in dissesto finanziario. Questa è la prima fase. Entriamo in un processo di ristrutturazione finanziaria legata a questo problema e legata anche alla chiusura di una nostra fabbrica di cui la tecnologia è diventata obsoleta. Chiudiamo il nostro processo di ristrutturazione, paghiamo i nostri debiti. Ovviamente in questo processo di ristrutturazione ci viene richiesto la riduzione del personale, questo purtroppo infastidisce moltissimi dei miei dipendenti, ma io devo salvare l'azienda prima di salvare il dipendente, perché se non salvo l'azienda non serve a niente salvare il dipendente. E si chiude sul processo di ristrutturazione nel 2018. Penso ho finito, ho levato tutto il passato di questa cosa. Montante non c'è più, i procuratori si sono avvicendati, anche se devo essere sincero, il procuratore Vella era già presente all'epoca e ha fatto alcune di queste indagini. Ho detto pazienza, giriamo la pagina e iniziamo questa nuova vita dell'azienda.
Non è così, perché siccome noi chiediamo si chiama 335 se non ricordo male, che è il carico di indagini che ci sono, noi vediamo solo il capo di imputazione, e vediamo che continuano a scrivere capi di imputazione. Ci scrivono diversissimi capi di imputazione, in questa nuova fase almeno 3, quello che voi conoscete è il fatto che c'è stato un sequestro da 6 milioni e mezzo, un sequestro preventivo. Che cosa significa preventivo? Lo vorrei spiegare a tutti. Normalmente quando c'è un procedimento di natura penale per alcune cose che riguardano bilanci, il giudice alla fine può dare un aggravante facendo pagare il denaro del dato che è stato. A noi non è stato chiesto alla fine dei processi, è stato chiesto prima. Per quale motivo? Perché questo nuovo giudice, il giudice Caputo, il più giovane magistrato d'Italia, e faccio l'inciso, io mi sono operato a cuore nel 2018, ma non sono andato a chiedere il più giovane cardiochirurgo d'Italia, io in questo momento sono operato in continuazione del più giovane magistrato d'Italia, cioè io sono la prima persona che questo incontra e la prima persona con cui dovrà fare carriera, ecco, per essere molto chiaro. E materialmente il giudice Caputo fa relazionare alla Guardia di Finanza in un periodo diverso in cui viene chiesto il sequestro, del 2017-18, che ovviamente è il periodo in cui noi eravamo in ristrutturazione finanziaria, quindi i nostri bilanci non potevano essere bellissimi, e la Guardia di Finanza dice che i dati del 2018, si equivoca un pochettino sui numeri, sono quelli quasi del 2021. A meglio, non li presenta quelli del 2021. Questa cosa porta a una validazione del sequestro, perché se l'azienda si trova in cattive acque deve ad ogni modo il giudice, nella fase di precauzione, sequestrare le somme, perché non si sa come gli va a finire all'azienda. Poi nella fase cautelare noi dimostriamo che siamo un'azienda solidissima, perché dopo il 2018 la nostra azienda è cresciuta tantissimo. I nostri bilanci sono passati da A1, mi sembra, ad AAA, ecco, per essere molto chiaro, quindi bilanci di una certa qualità, di una certa situazione. Allora che cosa fa il dottore Caputo? Questa è una cosa che nessuno sa, e ovviamente non ha fatto il comunicato stampa come per le altre cose. Giorno 24 mattina mi si notifica, 24 dicembre mattina, mi si notifica un procedimento, un'istanza di fallimento di ufficio, cioè il PM dice questa azienda per me deve fallire, un'istanza di fallimento d'ufficio con udienza il 28 dicembre. Io ho leso il mio diritto alla difesa, perché in 4 giorni, considerato che c'è la vigilia di Natale, Santo Stefano, l'unico giorno in cui io avrei potuto preparare la documentazione per difendermi, e non era una piccola documentazione, era una montagna di carte, era il 27 dicembre. Ringraziando il Signore, noi, proprio perché l'azienda in questo momento è floridissima, chiamiamo i nostri avvocati di Milano e gli diciamo: sentite, vedete che siamo in profonda difficoltà, ma questi la prima cosa che ci dicono: ma stanno ledendo il vostro diritto alla difesa, e lo sappiamo. Ma le cose che osservano, le cose che stanno dicendo le sanno già da 2 anni, perché non la facevano prima questa istanza? È per ledere il nostro diritto alla difesa. Materialmente comunque noi il giorno 28 ci presentiamo in tribunale e ve lo può dire il mio dentista, il dottore Castolina, che penso che molti di voi conosceranno, mi arriva la PEC in cui il giudice, e per questo la giustizia funziona in Italia, dichiara che la nostra società è infallibile. Ovviamente in quel momento la mia tensione era così elevata che mi sono messo a piangere dal dentista, quello mi portò l'acqua, tutta una serie di cose, per la violenza subita. Non è finito, finiamo tutta questa serie di situazioni, finiamo tutto questo discorso, presentiamo un nostro dipendente, e non lui personalmente, ci convoca l'avvocato di un nostro dipendente e ci dice: sentite, no, vediamo se possiamo sistemare questa cosa, perché il vostro dipendente sa che avete degli scheletri nell'armadio, con 300.000 euro ve ne uscite.
Allora io, siccome non ho nessuno scheletro nell'armadio e abbiamo la registrazione fatta col telefono, siccome non ho nessuno scheletro nell'armadio, ho detto: guardate, non mi presterò mai a una situazione di questo genere, presentiamo un esposto alla procura. Guarda caso, la procura non guarda il nostro esposto, presentato 6 mesi prima rispetto a quello delle indagini che poi hanno iniziato, e fa delle indagini, nel nostro caso per estorsione, quindi quella che io avevo denunciato all'altra persona, al dipendente. E allora, scusate, mi viene immediato pensare: ma perché? Per quale motivo? Per quale motivo sì, un PM non deve guardare questo e quell'altro? Premesso in tutto questo contesto che noi abbiamo chiesto decine di volte alla Procura di Agrigento, in ogni procedimento di questi di cui io vi ho descritto, di essere auditi per poter portare al tavolo elementi a nostra discolpa e per poter fare, tant'è che poi nei processi normali siamo stati sempre assolti, ed evitare di fare un processo che non ha senso fare. Non siamo stati mai convocati, o meglio, quella unica volta in cui siamo stati convocati, ci siamo seduti e ci hanno detto: che cosa avete da dire? Ma dottore, se io non so le indagini che lei sta facendo, io so il capo di imputazione, mi faccia delle domande, io le potrò dare le giustificazioni in merito a questo tipo di situazione. Noi non facciamo nessuna domanda. Allora, morale della favola, noi in questo momento, nei giorni scorsi, abbiamo avuto un sequestro d'urgenza nei nostri uffici di tutta la documentazione di natura cartacea che riguarda i dipendenti, e noi non abbiamo nessun problema, siamo stati tranquilli nel darlo. La cosa che ci ha seriamente iniziato a impensierire è che hanno convocato, non che hanno convocato i nostri dipendenti, ma che hanno seguito i nostri dipendenti fino a davanti alla mensa, perché i nostri dipendenti, che noi trattiamo male, hanno la mensa, lo dice la procura, non lo dicono i nostri dipendenti, hanno la mensa, l'asilo per i figli, quasi tutti hanno cresciuto i figli dentro l'asilo aziendale, le signore che lavorano con noi. Materialmente vengono accalappiati all'ingresso della mensa, quindi, e portati alle 2 davanti il procuratore Caputo. Ebbene, il procuratore Caputo ha tenuto 5 ore ogni dipendente lì dentro, e l'ultimo dipendente lo ha interrogato attorno alle 2:30, 3 di notte. Ora, se una persona informata sui fatti, perché il dipendente è una persona che può essere lesa, non un criminale, tu non lo interroghi alle 3 di notte, lo interroghi alle 3 di notte perché vuoi estorcere al dipendente qualcosa che lui probabilmente non ti vuole dire. E allora tutta questa situazione ovviamente mi ha messo in uno stato di ansia, perché quando tu per 10 anni dici vabbè, questo e io mi difendo, è come quando uno si trova davanti a un mitra che spara, dice questo l'ho scansato, questo lo sto scansando, ma prima o dopo ma di cosa mi preoccupo io? Non mi preoccupo del procedimento penale che mi può fare un PM e di cui io posso andarmi a difendere davanti a un terzo giudice, perché fino ad ora io, ripeto, sono incensurato, non ho una condanna, anzi per l'esattezza ho un concorso di colpa in un incidente stradale, che è una persona, purtroppo cose che capita, fatta nel 91, quindi 30 anni fa. Ok, allora comincio a pensare che c'è qualcuno che, nonostante ha avuto rigettate tutte le istanze di arresti, perché il GIP sulla parte del sequestro del 2021 materialmente ha rigettato gli arresti dicendo tu sei pazzo, queste sono cose che sono successe 10 anni fa, ma che arresti vuoi cercare con quella persona? Il PM ha fatto l'opposizione a Palermo e a Palermo gli hanno detto, facendo opposizione dicendo che il GIP, che ha 30 anni di esperienza di più del giudice ragazzino gli dice ma scusi, ma lei è pazzo, fa l'opposizione pure in Cassazione, quindi è chiaro che l'intento del PM è quello di andare a finire sui giornali con me arrestato. Noi su questo presentiamo un esposto a CSM, facciamo anche una ricusazione del giudice per l'altro procedimento, perché ci sono
sono decine di progetti. L'altro procedimento in cui sono passati 2 anni e il PM non ha fatto nulla, e ovviamente Palermo che siccome quando si va a ricusazione si va in un altro tribunale, avocazione, e materialmente ci scrive e dice no, non la possiamo fare più perché ieri il PM ha chiuso le indagini. Cioè, quando gli arriva l'avocazione chiude le indagini, se no noi stavamo lì indagati con le intercettazioni a continuare ecco, con archiviazione, ecco, per essere molto chiaro. Allora, morale della favola, perché io oggi sono salito su quel tetto? Ovviamente non voglio trattamenti preferenziali da parte del PM, non voglio trattamenti preferenziali da parte di nessuno, ma voglio essere trattato come un cittadino come gli altri. E per essere trattato con cittadino, se io faccio un esposto, i miei esposti, non c'è un esposto che è stato valutato, qua c'è testimone l'avvocato Gio, non c'è un esposto che è stato valutato dalla procura, o meglio, sono stati tutti rigettati, archiviati, tutti, perché, ma se tu hai una registrazione in cui c'è uno che ti dice dammi 300.000 euro perché tu hai gli scheletri dell'armadio, è materialmente un'estorsione o no? Io i soldi non gliel'ho dati, no, non è un'estorsione. E l'estorsione quella che fa il geometra Moncada perché ad avviso, siccome nel 2017 quando abbiamo fatto la ristrutturazione, nella ristrutturazione abbiamo salvato le figure professionali dicendo ma noi non vi possiamo pagare più quello che era tantissimo, perché le buste paga, quelle standard previste dal contratto nazionale, noi paghiamo nonostante i tagli sempre di più rispetto alle buste paga previste nel contratto. Allora ho detto vabbè, si prepara a un nuovo arresto, e allora l'altro ieri mi sono dimesso, questa è una comunicazione che faccio, dal mio ruolo di amministratore della Moncada Energy, che è la mia seconda moglie, perché io quando voglio bene la mia azienda poi non avete la più pallida idea, perché l'unico modo per poter dire che mi può arrestare, non mi può dire che voglio inquinare le prove perché le prove sono documentali, sono buste paga, non può dire che voglio scappare perché stavo facendo il viaggio a Pasqua con la mia famiglia e l'ho annullato, può dire solo che posso continuare a fare reato essendo amministratore di una società, e mi sono dimesso alla mia società. Ma questo non è vivere, non è modo di fare impresa dalle nostre parti. Ripeto, noi abbiamo fatto decine di volte richieste alla procura di essere sentiti, non siamo mai stati sentiti. E quindi le richieste di oggi sopra erano di essere sentiti dal procuratore Vella, che oggi però ci dà la disponibilità di sentirci nonostante decine di richieste agli atti, ovviamente non Vella, perché voi sapete che la procura è impersonale, Procura della Repubblica di Agrigento, ecco, per essere molto chiaro, e poi per avere garanzia che l'esposto in cui denunzio queste cose che vi sto dicendo da parte del Ministro, non dico passi davanti agli altri, ma almeno lo guardano, e queste sono le nostre richieste, e la mia salita su quel tetto è per dire o mi fate questo o mi getto, perché io ho bisogno di avere gli stessi diritti degli altri cittadini. Poi sarò odioso perché noi continuiamo a guadagnare soldi, la gente, forse il fatto che noi guadagniamo soldi è a decremento di qualche altro, ma noi facciamo il nostro lavoro, abbiamo avuto la capacità e la fortuna di fare determinati lavori, noi non siamo sudditi di nessuno, perché se fosse suddito non mi sarebbe successo quello che sta succedendo questa cosa. Ci sono altre indagini ad Agrigento che non stanno avendo questa piega, perché lì sono sudditi, Se avete domande sono a vostra disposizione. E che risposte ha avuto da parte alle sue richieste? Dico, che risposte ha avuto? Sono sceso perché mi ha chiamato il prefetto mi ha detto che ha interessato il procuratore Vella e ci ha dato la disponibilità per sentirci o lunedì o martedì. Non potevo pretendere, dato di quello di cui stiamo parlando, che venisse qua e si confrontasse anche con la stampa, ecco, per essere molto chiaro. E l'altra cosa, il prefetto mi ha detto guarda, è sabato e domenica, se lei mi manda l'esposto io le farò avere per iscritto quando verrà praticata questa disposizione. Sono richieste di un normale cittadino, non voglio l'esito, perché il prefetto inizialmente dice ma lei che vuole? No, io non voglio l'esito, io voglio sapere che la mia pratica venga guardata, e se voglio dire ci sono fattori di cose, mandano un'ispezione alla procura di Agrigento.
Se non ci sono, pazienza, si vede che noi stiamo sbagliando qualcosa. Ecco, per essere molto chiaro. Premesso, io non sono preoccupato neanche degli arresti se sono colpevoli, ma sugli arresti di natura cautelare basta niente per farteli avere. Il PM decide che materialmente ci sia, cioè io mi sono dimesso, ma il PM può dire ma tu ti sei dimesso in modo come si dice? In modo fittizio, perché ovviamente tu sei azionista della società e sei sempre lì, è ovvio che è così, non lo posso negare che è così. E allora ovviamente non mi occupo più di personale, perché non sono più l'amministratore della società, però sai, ci vuole 2 minuti e mi fa fare 10 giorni di carcere in cui lui va a finire non sulle vostre pagine dei giornali, su tutte le pagine ANSA, Repubblica, Corriere, ed è quello che interessa al PM, perché il processo, vi posso assicurare, non avrà un fine positivo per lui, perché io so di non avere fatto nulla. Si è mai chiesto come mai? Guardi, questa è una domanda che io ricevo continuamente, no, non come mai, io ricevo questa domanda continuamente dalle fidanzate dei miei figli, mio nipote mi dice che gliel'ha fatto anche la sua fidanzata. Perché? Perché? Un momento fa è passata una macchina, si è fermato e dice finalmente gli sta finendo tutto. Io non so chi è quello di quella macchina. Perché è questo? Perché in questo territorio, le faccio io una domanda, perché non ci sono aziende di terza generazione nella nostra parte? Scusate, i padri che insegnano ai figli sono tutti stupidi? I figli sono tutti stupidi? Qual è la motivazione? C'è una motivazione che materialmente incide su questo processo, oppure materialmente c'è qualche altra cosa? Io onestamente, devo essere sincero, io sono stato dipendente di impresa prima di... Io non sono nato in impresa, cioè mio padre era morto quando io ho iniziato a fare l'impresa. E materialmente pensavo che uno dei mali più grossi della nostra terra fosse la mafia. Io sono stato, molti di voi lo sapete, sono stato sotto scorta di polizia, ho fatto arrestare mafiosi, questo e quella. Pensavo fosse quello il problema della terza, poi ho capito che non è quello. Non è quello. Il mio ex dipendente che mi chiede 300.000 euro è perché sa che io ho i soldi e io non posso sfuggire al fatto che gliene dia un pezzetto a lui. Non posso sfuggire al fatto che gliene dia un pezzetto a lui. Non vi dico le lettere che sono arrivate all'indomani della ispezione della Guardia di Finanza a casa mia, in cui si ingiuriano mia moglie, i miei figli. Allora come fa? Perché la lettera arriva all'indomani dell'ispezione? Oppure perché qualcheduno ci mette un cetriolone un cetriolo di enormi dimensioni, dice finalmente stanno iniziando e allora sono cose così, io non gli do importanza a queste cose, però voi capite che il ragionamento fondamentale di questa situazione è che qualcuno vive in uno stato di benessere. Io non nascondo che noi stiamo bene, i miei figli hanno una vita modesta, ma io non lo nascondo questo, non posso dire che non stiamo bene. Dico pure che pago le tasse, giusto per essere molto chiaro. Purtroppo le pago in un'altra parte d'Italia perché sono dovuto andare via da qui, sono in Trentino Alto Adige, ma io le pago le tasse. Ora vorrei capire per quale motivo, quello è un altro tema, quello non lo prendiamo oggi, giusto? Ma vorrei capire per quale motivo, se io non rubo i soldi a nessuno e mi faccio la mia attività tranquilla e serena, perché dovrei essere indagato per questo? Perché molti di questi magistrati, faccio un esempio, il primo sequestro è stato fatto dal tenente colonnello, mi sembra che era Tito Cecere, il quale è venuto in cantiere e ha detto guardi questa serra noi prendiamo incentivi su serre perché devono essere coltivate sotto, questa serra non è coltivata, tiriamo il coso e c'era una radice alta così. Meno male, quando ho capito questa situazione ho nominato come consulente il preside della facoltà di agraria di Palermo e il preside della facoltà di agraria di Catania, il quale giustamente dicono non sarà coltivata benissimo secondo le regole agricole, ma è coltivata. Se c'è una radice questa non puoi dire che non è coltivata. Materialmente
Sai che cosa ha avuto il signor Cecere? Ha avuto io ho visto che cosa ha fatto l'Agrigento, ha avuto un premio, un'onorificenza del Presidente della Repubblica. Io mi aspettavo che l'onorificenza fosse data dal suo Ministero, perché dipende dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non lo so, è stata data dal Ministro degli Interni, che all'epoca era un ministro agrigentino. Perché è successo? Non lo so, non lo posso. Perché è successo che Montante dice alla Guardia di Finanza indaga su questa persona? Perché era una persona in vista. Forse in vista ne dovevano restare pochi. Non ho idea. Noi siamo parte civile nel processo di Montante. Non ho idea di quello che sta succedendo. Ma noi non regaliamo quello che ci siamo guadagnati con tanto sudore. Questa è la nostra posizione. Anche la politica, allora, diciamo che secondo non siamo servi, questo non c'è un bel dubbio. Questo mi pare notorio, penso a moltissimi di voi. Penso che è notorissimo a moltissimi di voi. Ed è ovvio che oggi non sono salito lì sopra per notorietà, perché qua ci sono anche giornalisti che si occupano di sport, sanno che nelle trasmissioni televisive, quando io ero presidente, ora è mio figlio, ero molto restio a partecipare alle trasmissioni televisive, non sono il tipo che cerca visibilità, ecco, per essere molto chiaro. Avvocato, lei ha qualcosa da aggiungere magari? Io posso aggiungere soltanto l'amarezza di vederlo sul ma vedete che ho perso un bel po' di chili, qualcuno che mi conosce bene l'ho visto che io ho perso. Tra l'altro questa mi sono preoccupato perché ormai il nostro rapporto è un rapporto che dura da tanti anni e quindi da un rapporto professionale si è anche evoluto il rapporto di amicizia, ovviamente. Ero preoccupato perché purtroppo nell'ultimo periodo non è stato molto bene, ha avuto anche dei problemi di salute seri e quindi vederlo lì sopra mi ha oggettivamente addolorato e preoccupato. Siamo alla pagina sportiva, si anticipa ad oggi la partita dell'Akragas a Palermo, rinviata per il maltempo. Carmelo Lentini. Parmonval Akragas si replica questo pomeriggio allo stadio Lo Monaco di Partanna Montello a partire dalle ore 16. Come si ricorderà, 8 giorni prima il fondocampo della struttura, a causa delle forti piogge che imperversavano sul litorale palermitano, si era trasformato in un vero e proprio acquitrino. Ecco il motivo per cui l'arbitro designato di allora decise di rinviare la partita ad altra data. Rispetto ad allora, fatta eccezione per terreno di gioco tornato finalmente praticabile, cambia solamente la terna arbitrale, adesso tutta siciliana. Per il resto tutto è rimasto tale e quale. Da parte akragantina mancheranno Tunis e Cipolla, entrambi appiedati dal giudice sportivo, mentre per quanto riguarda Prestia, infortunatosi contro la Mazzarese, sembra avere smaltito l'infortunio che gli aveva provocato ben 7 punti di sutura. Il tecnico Nicolò Terranova infatti lo ha convocato regolarmente, ma sul suo utilizzo ci sono ancora delle perplessità. Ritornando all'asse centrale, i sostituti che dovrebbero essere Yeboah e Lama, mentre al posto di Prestia sono in preallarme Giovanni Taormina e Bellanca. Appare chiaro che per mantenere l'attuale posizione di classifica generale e mantenere le distanze da Don Carlo Miselmere, attualmente al terzo posto, occorrerà uscire con un risultato positivo dallo stadio Lo Monaco. La compagine di Marco Aprile, che non sta attraversando un buon momento, proviene da 4 sconfitte di fila, ma ha già raggiunto ugualmente l'obiettivo stagionale rappresentato dalla anticipata e matematica salvezza. Ciò chiaramente non deve indurre a prendere questa sfida sotto gamba e bisogna stare attenti agli imprevedibili colpi di coda. Tra l'altro le ultime sfide di campionato della compagine dei Templi si chiameranno Pro Favara al Brucoleri ed Enna all'Esseneto. In sintesi si tratta di 3 partite, compreso il recupero di oggi, in cui l'Akragas si gioca non solo la seconda posizione per la disputa dei playoff nella migliore posizione possibile, perché c'è anche un'eventualità da non trascurare. Infatti se a fine campionato la squadra di Nicolò Terranova dovesse avere 10 o più punti di distacco sulla quinta in classifica, che verrebbe chiaramente eliminata, accederebbe direttamente alla finalissima del girone contro la vincente
partite tra la terza e la quarta classificata. Infine, questa è la nuova terna arbitrale designata e che sarà composta da Giuseppe Mattace Raso di Messina, con assistenti Alessio Reitano di Acireale e Salvatore Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto. Alla fine dei recuperi di questo fine settimana si potranno avere le idee più chiare sull'epilogo finale del campionato d'eccellenza Girone A, in previsione appunto dei prossimi playoff. Con il Canicattì oramai promosso anticipatamente in Serie D, tra sabato e domenica scendono in campo sia per la salvezza che per la conquista dei playoff Marsala Casteltermini, Castellammare Nissa ed Enna Canicattì. Drammatico scontro in quel di Marsala, dove il Casteltermini di mister Benedettino si gioca le residue speranze per poter partecipare alla lotteria dei play-out. Chi perde affonda, anche se mancano ancora un paio di gare alla fine del campionato. Per quanto riguarda la zona play-off, l'Enna cerca l'inserimento per la zona. Si ritroverà però dinanzi un Canicattì oramai tranquillo, e c'è grande curiosità sul risultato che ne potrà uscire fuori. Anche per il Castellammare, che ospita la Nissa, ci sono speranze, ma tutto dipende anche dal risultato che scaturirà fuori dal confronto dello Stadio Lo Monaco tra Parma Valle d'Akragas. Attualmente infatti la compagine dei Templi ha 11 punti di vantaggio e basta questo per capirne il motivo. In promozione Girone A ritorna il derby tutto agrigentino Camarat e Raffadale. Una gara importante per entrambe, anche perché se la prima squadra allenata da Mimmo Bellomo e ci sono in palio punti salvezza, per la compagine di Giovanni Falsone invece sarà importante vincere per non uscire dalla zona playoff ancora in bilico. Una sfida drammatica che richiamerà sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni. In prima categoria Girone B, grossa opportunità per l'Empedoclina, che ospita al Collura lo Sciara in piena corsa per non retrocedere. Si tratta di una gara difficile e contro un avversario che cercherà di lottare con il coltello tra i denti per la conquista dell'intera posta in palio. Stessa cosa per Ravanusa, diretta antagonista per la salvezza, che a Bagheria si gioca le residue speranze. Per quanto riguarda le altre agrigentine, di testa il Gemini di Renato Maggio sarà ospite del Master Pro al Valentino Mazzola di San Cataldo, mentre l'Atletico Favara sarà impegnato a Termini Merese con il locale Sporting. In entrambi i casi sarà importante conquistare l'intera posta in palio per raggiungere la seconda posizione. E con lo sport è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.